Oggi siete collegati con il circuito di Le Mans per la diretta del Gran Premio. Bella ragazzi, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora Fiori, siamo a Le Mans e abbiamo un grandissimo quarto posto. Non me l'aspettavo sinceramente, però abbiamo un problema. Non possiamo fare pronostici, Che sì. Molto combattute. Siamo sicuri no, in realtà no. assisteremo ad un grande Pensavo di aver finito le gomme, invece ne ho sempre due. Allora niente, vaneggio comendiano, perfetto. Molto bene, molto bene. Ok, carburante lo mettiamo sempre un giro in più. E niente, poi quarto posto, niente, in qualifica ci siamo, il problema è che dopo in gara facciamo fatica raga, però dai, sono soddisfatto. Mi sono convinto che con il miglioramento delle moto, tutto quanto, potremo alzare ancora il livello, ne sono consapevole. L'importante è non usare più i flashback, proviamoci ragazzi, perché sono abbastanza stufo di questo. Ok raga, andiamo, Gran Premio di Francia. Piloti tutti Vai. schierati. Vai che scatta l'inferno. Vai. Vai che andiamo, partenza non negativissima mi sembra. Insomma. Piano, piano. Mamma mia, mi sono evitato incidenti. Ok, siamo sesti, ottima partenza. Attenzione a Tarallucci. Ok. Partenza discreta, molto discreta. Bisogna capire in gara come andiamo, in una gara che mi piace Le Mans. Siamo sesti. I primi sviluppi della moto si vedono. 2 decimi di penalità. Ai ai ai, vai. Sinceramente non so come può essere penalità, ha fatto più strada, va bene. Ci dobbiamo stare questa spada di Damocle. Occhio, Sono 7 giri di pura passione. Stiamo andando, siamo veloci perché siamo con miscela 2, chiaramente nessuno probabilmente in partenza a miscela 2. Mamma mia che esternazzo signori, adesso appena finisce il tirino andiamo di 1 perché sennò siamo... Mamma mia, no, è meglio metterla adesso, rischiamo di non arrivare a fine gara. Partenza super, ma adesso sarà la difficoltà forse, o se... Vediamo. Stiamo guidando benissimo per il momento, a parte quella piccola penalità. Siamo incredibilmente vicini al podio, non ho parole. Ma stiamo attenti che l'errore è dietro l'angolo. Il carburante è poco, abbiamo usato tanto all'inizio, quindi faremo fatica forse alla fine. Adesso vediamo però se nelle gare favorevoli andiamo così veloci, saremo costretti ad alzare il livello. E la cosa un po' mi spaventa, che veramente, cioè, per fare le qualifiche la gara così veramente sudo come un porco lodro. No, mamma mia, ho rischiato ancora la penalità di secondi, però ci siamo raga, ci siamo. No, no, poi non ho fatto niente, mi è arrivato lui, mi è arrivato come un treno lui, cioè pazzesco signori. Veramente ero là, ero tranquillo davanti, mi arriva Miller, Reggie Miller, il pazzo, the crazy. E vabbè, problema suo onestamente. Brutta questa, qua perderò sicuramente parecchio. Infatti, devo stare attento nei corpo a corpo perché con i danni non è facile. Devi superare il quarta.
quarta mi supera, però siamo al sesto posto, incredibile. Attento veneziano, attento. Chiaro che con questo livello, con la moto sviluppata, vinciamo, questo è poco ma sicuro. Certi primi sono veramente andati via di brutto, cominciamo a soffrire adesso. Nel prossimo giro posso alzare un po' la miscelotta. Certo, stiamo guidando molto meglio rispetto alle prime gare, stiamo tornando, raga, e questo mi fa molto piacere. Non vedrò andare in Ducati perché voglio fare tanti anni in Ducati e vincere diversi mondiali, perché da tanto che non ne vinciamo, volevo proprio vincerli di brutto, con arroganza pura. Ok, Michela 2, 6th place, 4 giri alla fine, 4 laps remaining nell'inglese perfetto. No, peccato, proprio la penalità. Occhio, 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 occhio. Però ci siamo, sto piccolo, diciamo, miglioramento del motore mi ha dato un boost incredibile anche in gara. Sono contento, quindi possiamo alzare la difficoltà e tornare presto ai fasti di un tempo. Vai ragazzi, tutti insieme a godere. Ah, questa l'ho sbagliata, questa forse la sbaglio, invece no. La recupero, no, ti prego. Adesso non mi dà penalità. Tutto molto curioso. Gara positiva, ma manca ancora troppo per poter dare un giudizio finale. Comunque, visto che siamo partiti dalla classe regina, facciamo una gara a video, così si siamo più tranquilli e non ho la l'ansia di farne due qua dove guadagniamo tanto. Siamo al 2.5, abbassiamo la miscela. Si supera anche Durelli. Anche Durelli purtroppo. No, qua attenzione, attenzione, 4,9 di penalità. Tanto Rabat. Questa è un po' pesante. 5 decimi di penalità non sono pochi. Attenzione al bagnato, l'uomo sempre bagnato, e che fa bagnare le donne, bagnaia. Che palle però. Bella gara, ma 5 decimi di penalità sono tanti, Perderemo posizioni alla fine. Sicuramente non siamo neanche ottavi virtualmente. Diciamo che più avanti i giri più si sta stabilizzando la classifica per noi, nel senso arrivare quinti sembrava possibile, invece siamo ottavi in questo momento, perché sicuramente anche forse noni. Bisogna capire di che abbiamo quanto abbiamo di vantaggio sugli altri. Brutta penalità. L'ultimo giro lo facciamo a bomba, adesso non possiamo ancora permettercelo. Devo evitare altre penalità, perché sennò, raga. Alla fine incidente, intanto quanti incidenti dietro Oliveira, molta bagarre davanti, dietro. Ok, un giro e mezzo alla fine, un giro e mezzo alla fine di questa bella gara per noi, che la sta rovinando. 2 penalità che potevamo benissimo evitare.
Primo giro proviamo a farlo a bomba e speriamo. Dai ragazzi, dai. Ok. Stiamo anche recuperando su Morbidelli e gli altri, che forse anche loro hanno problemi di gomme. Adesso vai, final lap comandiano a bomba e speriamo, preghiamo. La tensione alle stelle, con un piazzamento comunque importante. No, qua brutto errore, le gomme ci stanno abbandonando. Sì. Dietro ne abbiamo due, se ne abbiamo due dietro siamo virtualmente noni. Peccato. Mi girano un po' i maroni perché era importante il settimo posto, ma va bene insomma dai. Anche questo fa parte del gioco, ci sta. Quest'anno le penalità però sono veramente dure, perché basta un niente e ti becchi la penalità. Siamo virtualmente settimi comunque. Oh. Pianino, non errori adesso. Ok. Molto bene, molto bene. Ultime curve. E poi possiamo comunque festeggiare una buonissima gara qui alle mani. Sicuramente non finiamo settimi, spero almeno noni però, tanto vincere, ragazzi, vizioso, vuole vincere il primo mondiale, E adesso vediamo come finiamo. Veneziano è comunque felice. In attesa dei festeggiamenti del podio, Settimi sempre, incredibile, siamo riusciti a mantenere i 5 decimi, c'è andata veramente di lusso. Vediamo qualche ritiro c'era stato, secondo me, 2 ritiri, Miller e Mir. No, anche Oliveira e Culone, era Oliva, Culone, Reggie Miller e Miraggio, quindi 4 ritiri. Guarda Rossi che è indietro, mamma mia. Noi siamo 11esimi a un punto dalla zona top 10. Molto molto good. Bene dai. Ottima gara per noi. Non avevo neanche usato i flashback, meglio di così, non poteva andare. E la prossima. Mugello ragazzi, e ci divertiamo, poi abbiamo i test ufficiali, tutto quanto. Vabbè raga, un saluto dal comandante veneziano, alla prossima, ciao!